Buonasera a tutti. Diamo inizio a questo convegno studi di letteratura Angelo Cristina Curella, poeta siciliano del Novecento. Un'iniziativa che è organizzata dalla rivista di letteratura e teologia Oltre il Muro, e nella carpetta che vi abbiamo dato trovate un numero di questa rivista che padre Castelli, critico della letteratura per la civiltà cattolica, definì la prima iniziativa a livello nazionale di una rivista che abbia coniugato la letteratura e la teologia. Perché questa iniziativa su Angelo Cristina Curella? Perché noi desideriamo scoprire, conoscere autori del nostro territorio. Spesso si studiano i grandi scrittori, romanzieri, poeti italiani e oltre, ma ci dimentichiamo della ricchezza che è presente nel nostro territorio. Nel mese di ottobre, ogni anno, partendo da questo anno, la rivista farà conoscere attraverso uno o più convegni studi autori del nostro territorio. Abbiamo iniziato con Angelo Cristina Curella. Quello che abbiamo avuto a disposizione l'abbiamo distribuito a questi critici, alcuni sono presenti, alcuni purtroppo per motivi di malattia sono fuori, non è stato possibile essere presenti, ancora il Covid purtroppo ci assilla, e adesso sono qui per presentare il risultato delle loro ricerche, che non finisce qui, perché noi nel corso dell'anno faremo conoscere il pensiero di Angelo Cristina Curella nelle scuole, nelle parrocchie, nei circoli culturali, quantomeno della nostra provincia. Nel frattempo, a partire da novembre, saranno individuati altri autori che saranno studiati dai critici, e il prossimo ottobre 2024 saranno presentati e poi fatti conoscere sul territorio. Dunque un'iniziativa che non finisce qui. Perché Angelo Cristina Curella? Beh, devo dire che qualche anno fa ho avuto modo di organizzare come associazione Centro di Bioetica un convegno studi su Ines Curella, cioè la moglie di Angelo Curella. Ines fu una grande figura nel mondo sociale politico, fu deputata della Democrazia Cristiana, e frequentando la casa di Michelangelo Taibbi mi diede questo libro che io ho letto e mi sono soffermato soprattutto sulla ricostruzione biografica, e sono rimasto così entusiasta e nello stesso tempo meravigliato. Perché? Vengo a sapere che un giovane di 17 anni fonda, insieme ad Angelo Perittore, ma la fonda lui, una rivista di letteratura. E dunque ha questo amore verso la letteratura. E allora mi sono permesso di fare un po' il confronto con la nostra gioventù e dico: questo giovane Angelo Curella può essere
un esempio per la gioventù di oggi, ed è un giovane che poi per una serie di motivi sarà a Firenze, e siccome amava la letteratura, direttamente o indirettamente, poi vedremo come, ma sarà compito degli studiosi, entra a contatto con la migliore cultura fiorentina di quegli anni, per cui si forma dal punto di vista umanistico sia qui sia a Firenze. Non entro nei dettagli perché ci sono i critici che qui devono esporre bene e meglio di me questo aspetto di Angelo Curella. Ma non posso non citare il fatto che in Sicilia inizia ad avere un buon rapporto con Pietro Mignosi, che è il fondatore di una prestigiosa rivista letteraria chiamata La Tradizione, che io negli anni passati ho avuto modo di studiare in modo particolare. E allora diciamo inizio. Qui abbiamo l'onore di avere la figlia anche il fratello e l'altro figlio di Angelo Curella. Questo ci fa grande piacere. Dovrebbe giungere Giuseppe Taibbi, l'avvocato, perché è in viaggio e sta facendo tutto, perché ieri si è laureato suo figlio, e ci fa tanto piacere avere qui i familiari di Angelo Curella, e colgo l'occasione per dire, siccome vogliamo studiare il vostro genitore, vostro papà, tutto ciò che avete di vostro padre, di lettere, di poesie, di materiale, mettetelo a disposizione ai critici, perché noi ci siamo un po'... Abbiamo avuto come riferimento il libro di Calogero Carità, che lo vogliamo pensare in questo momento, doveva essere uno dei relatori, ma i piani del Signore sono diversi. Calogero Carità ha fatto tutto quello che ha potuto, ha lavorato bene, certamente è più uno storico che un critico letterario, e la parte della ricostruzione storica Calogero Carità l'ha fatta bene, per cui è un appello che vi rivolgo chiedendo di mettere a disposizione degli studiosi tutto ciò che riguarda la letteratura di papà. La sua formazione umanistica fu così solida che poi se la ritroverà nel momento in cui le vie del Signore lo porteranno ad un impegno finanziario nella banca, dovendo un po' seguire il consiglio che suo zio, Monsignor Curella, uno dei più grandi preti sociali del Novecento, gli chiese, avendo fondato la Banca Popolare Sant'Angelo. Anche lo zio è da conoscere. Ringrazio dunque la famiglia Curella, la dottoressa Ines Curella che vedete qui, che adesso speriamo di riuscirci, ci sarà un suo saluto, l'avvocato Giuseppe Taibbi che mi ha moralmente sostenuto, la Banca Popolare e la Fondazione Curella per il sostegno finanziario per la realizzazione di quest'opera. Un vivo ringraziamento ai critici, Francesco Tosso, Rino Sorci, a letto, ammalato purtroppo, ne abbiamo due ammalati, il professor Nino Agnello, Nuccio Mura, purtroppo anche lui è ammalato, Piero Meri e Pippo Di Falco. Un caloroso ringraziamento a Don Angelo Pillura che ha accolto ben volentieri questa iniziativa,
ai mezzi della comunicazione sociale della nostra provincia, che hanno dato davvero ampio risalto a questa iniziativa, e al dottor Falsone di Omnia Condes per la realizzazione anche di questo servizio. Un grazie a tutti voi che siete venuti con lo scopo di conoscere questi autori. Cedo il microfono al padrone di casa, a Don Angelo Cundura. Permettetemi una battuta, io ho fatto il vaccino contro la sindrome del microfono perché in altre occasioni, avendo organizzato diverse manifestazioni, diversi eventi, nella prima parte è previsto il saluto delle varie personalità e qualche volta capita che piuttosto che dare un saluto uno fa un discorso che non finisce mai. Per questo dico, mi sono vaccinato e do un saluto brevissimo per dire che l'iniziativa portata avanti dal professor Di Natali non soltanto viene appoggiata, viene sposata dalla Biblioteca Lucchesiana, ma diventa motivo per continuare questa collaborazione, perché questa è la sede naturale per la realtà, per far conoscere e promuovere tutto quello che appartiene al nostro territorio. Quindi la Biblioteca Lucchesiana, come in tante altre occasioni ho detto, non è semplicemente la custodia di opere del passato preziosissime di grande valore, ma deve essere una realtà viva, laboratorio culturale. Stiamo incominciando, ci prepariamo a vivere la capitale, l'anno della cultura, la capitale della cultura. Noi facciamo tante tappe, faremo tante iniziative in preparazione a quest'anno, e questa iniziativa si inserisce proprio in questo percorso che noi vogliamo fare. Aggiungo semplicemente questo: ho letto la biografia e l'unica cosa che mi permetto di sottolineare è questa, è una cosa che dico quando parlo dei lucchesipalli: le persone intelligenti funzionano bene in tutti i settori, rendono bene. Angelo Cristina Curella, bravo nella banca a gestire economicamente, bravissimo nei rapporti. Quando lui incomincia a prendere la direzione della banca riesce a entusiasmare, a coinvolgere persone, quindi anche il livello si alza. Bravo nella letteratura, bravo nella poesia, cioè persone capaci, persone che hanno arricchito il nostro patrimonio. Per questo dico, facciamo conoscere questo tesoro che noi possediamo nella nostra provincia. Complimenti e grazie ancora. Grazie. Bene, prima di iniziare con le relazioni abbiamo un intervento, un saluto della dottoressa Ines Curella, che poi conoscete perché l'abbiamo fatto girare, e vediamo di poter così seguire. Buonasera a tutti, sono veramente felice per questa iniziativa dedicata a mio nonno Angelo Cristina Curella, alla quale purtroppo non posso partecipare a causa di pregressi impegni professionali. Voglio innanzitutto ringraziare il professor Di Natali e tutti i relatori che partecipano al convegno che approfondirà oggi la figura di Angelo Cristina Curella nella sua veste di poeta. Devo dire, anche per me fu una sorpresa da ragazzina scoprire la profondità e l'intensità della sua vocazione letteraria e poetica, per di più non solo in veste di poeta, ma anche di ideatore, curatore e direttore di numerose iniziative letterarie. In famiglia ovviamente si parlava spesso di questo suo lato della personalità, ma è ovvio che il successo professionale e sociale in ambito bancario con la Banca Popolare Sant'Angelo prevalse nettamente, mettendo in secondo piano una giovinezza piena di ideali, di iniziative, di suggestioni poetiche, al tempo stesso ricco di incontri, di idee, di progetti e di una costante ricerca dialettica, spesso complessa, sui grandi temi della vita, dell'arte, ma nel suo caso sempre con una salda fede cristiana. Angelo Cristina Curella era al tempo stesso un poeta, uno scrittore, ma anche un uomo molto concreto, molto fattivo, che amava dare corpo a progetti e idee che realmente incidessero, avessero un'importanza, un'incidenza sul presente, sulla realtà, sulla terra in cui era nato e che amava moltissimo.
Sono quindi molto grata agli organizzatori e a tutti i relatori di questo convegno, che ha lo scopo di approfondire proprio la conoscenza di personalità più interessanti della nostra terra, che hanno vissuto appieno le dinamiche, gli ideali e le difficoltà del loro tempo e ancora oggi hanno tanto da dirci, al pari di figure molto più note a livello nazionale, e sui valori spirituali, umani e sul mistero dell'esistenza, di cui siamo solo una parte, che non può esistere se non in armonia col tutto. Ringrazio tutti quanti e auguro un buon convegno e una buona serata. Grazie. Bene, iniziamo nel vivo dei lavori ascoltando la prima relazione che fa il professor Francesco Tosto, viene da Catania, scusate. Il professor Francesco Tosto è un docente di letteratura e teologia presso la facoltà teologica di Palermo, lavora come docente all'Istituto di Scienze Religiose San Luca di Catania e vanta diverse pubblicazioni, ma soprattutto devo dire vanta dei volumi sulla letteratura e il sacro, un lavoro unico in Italia. Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, ringrazio soprattutto il professor Enzo Di Natale che mi ha coinvolto in questa iniziativa, ringrazio anche chi ci sta ospitando. Ecco, anche perché in questi anni ho particolarmente curato i rapporti tra la letteratura e il sacro che è un termine che possiamo estendere e quindi parlare di letteratura in rapporto al cristianesimo, alla religione, al cattolicesimo. E la proposta di leggere Angelo Curella è stata molto importante perché mi ha fatto conoscere un autore che sicuramente possiamo definire un autore religioso, non soltanto nel senso confessionale del termine, ma nel senso più esteso. Una letteratura è religiosa nel momento in cui si pone degli interrogativi, le cosiddette domande radicali, ecco, che ogni uomo si pone e a cui è chiamato a rispondere. La fonte del mio intervento è il testo, lo diceva il professor Di Natale, di Calogero Carità, però è una fonte molto ricca, molto importante perché è cronologica, quindi le poesie di Angelo Curella sono descritte secondo un itinerario ben preciso, ci sono anche dei commenti ed è un testo anche corredato da una parte iconografica molto interessante che ci permette di entrare proprio nell'atmosfera dei primi anni del Novecento, quando Angelo Curella si dedicò ai suoi lavori. Abbiamo detto poco fa, è un personaggio eclettico, un personaggio di grande sensibilità che nella sua vita partecipò, si occupò di varie attività, quella bancaria, politica, editoriale, didattica, ma soprattutto dedicò le sue migliori energie, possiamo dire, ad una passione nobile, sublime, che coinvolse profondamente il suo animo, e cioè a dire l'amore verso la poesia. Un amore che lo portò alla formazione di una vera e propria poetica. Possiamo parlare di una poetica di Angelo Curella e cercherò di mettere in evidenza alcuni aspetti fondamentali. E soprattutto poi questa valorizzazione dei poeti siciliani a cui si accennava poc'anzi, spesso sottovalutati, ma abbiamo tantissime recensioni scritte da Curella nelle varie riviste con cui collaborava, dedicate a personaggi molto significativi della nostra Sicilia che per incuria oppure perché
diciamo per una scarsa conoscenza non vengono messi in risalto. C'è anche da dire che l'età che noi viviamo è un'età particolarmente difficile per la poesia, perché è un'età tecnologica, un'età scientifica, veloce, se vogliamo frenetica sotto certi aspetti, e la poesia invece ha bisogno di meditazione, ha bisogno di una grande sensibilità. Ebbene, la valorizzazione di Angelo Curella rientra in una lodevole prospettiva di recupero. Il professor Di Natale diceva, si impegna nel dire che ogni anno nel mese di ottobre cercheremo di parlare di un autore, nostro, di quelle figure sicuramente molto interessanti, e sono figure che hanno lasciato delle impronte che da parte nostra è giusto trasmettere, diffondere nella maniera più opportuna. Ci sembra giusto ricordare che, e questa è una cifra essenziale della poesia di Curella, negli ultimi secoli, 800 e 900, si è particolarmente diffusa una riscoperta del religioso. Il religioso, lo dicevo poc'anzi, non inteso soltanto in senso confessionale, ma come interrogazione di sé, come punto di convergenza, tra l'immanente e il trascendente. Il religioso, che secondo l'etimologia latina, noi abbiamo diverse ipotesi, abbiamo qua il professor Agnello che mi ascolta con piacere perché lui è professore di latino, abbiamo un'ipotesi ciceroniana di Sant'Agostino, di Lattanzio, i quali intendono, il termine religioso essenzialmente come ricerca, attitudine a legare, a cercare, a mettere insieme. Ebbene, questa scoperta del religioso, e questo lo dico con grande soddisfazione, ha coinvolto anche le università statali, laiche, non soltanto le facoltà teologiche, perché vi posso assicurare che ci sono tanti studiosi italiani, tanti italianisti, i quali stanno cercando di sondare proprio questo terreno, il terreno letterario religioso, perché sicuramente da questo terreno si può evincere molto. Per esempio, molti poeti del Novecento attingono alla Bibbia. Ci sono moltissime pubblicazioni che parlano di questo rapporto tra la letteratura e la Sacra Scrittura. Perché mai? Siamo molto lontani dalla Sacra Scrittura, eppure il Novecento è stato definito da Ferdinando Castelli, gesuita critico letterario, il secolo dell'inquietudine, laddove il termine non deve essere inteso secondo una accezione negativa, ma secondo un'accezione positiva, cioè dire l'essere inquieti significa cercare, voler dare delle risposte alle nostre domande. In tale prospettiva si inserisce la poesia di Curella, un intellettuale cattolico che non mi è sembrato rigido o ingenuamente dogmatico, piuttosto aperto ad accogliere negli uomini di qualsiasi orientamento, di qualsiasi schieramento, la volontà di dare un significato alla gioia, al dolore, alla sofferenza. E quindi queste ragioni ci inducono a parlare della poesia di Angelo Curella come della poesia di un nuovo umanesimo, religiosa e di un nuovo umanesimo. Perché un nuovo umanesimo? Perché l'uomo nell'epoca di oggi avverte la sconfitta. Pensava di aver conquistato tutto, pensava di aver
dato una risposta ad ogni interrogativo, e invece poi subentra la delusione. L'uomo perde se stesso e vuole ritrovarsi. La poesia di Angelo Curella mi è sembrata, diciamo, su questa direzione. La religiosità di una poesia mette in risalto la possibilità di conoscere la verità. Non dimentichiamo che la poesia ha una caratteristica gnoseologica molto importante, ci porta alla verità, ci porta alla conoscenza. Alcuni studiosi, come spesso si fa, hanno cercato di collocare Curella all'interno, sapete, dei contenitori letterari, come capita spesso nei manuali dei licei, verista, romantico, decadente, ermetico e così via di seguito. E sono delle cose che lasciano il tempo che trovano, perché un autore è se stesso e si esprime attraverso la propria sensibilità. Un autore invece incarcerato, imprigionato all'interno di un contenitore, magari non rispecchia le caratteristiche di quella particolare corrente. Ebbene, a qualcuno è sembrato decadente per l'angoscia del vivere, per la speranza espressa attraverso i simboli che sono cari proprio della poesia del decadentismo. Oppure qualcuno lo vede ermetico per la scarnificazione del verso, per la parola, come dire, essenziale. Certamente non dobbiamo dimenticare che in ogni autore c'è un bagaglio di letture consolidate nel tempo, ma cercherò di dimostrare modestamente, nei limiti del possibile, che nella poesia di Angelo Curella c'è una sua originalità. Già nel 1916, nella prefazione alla rivista La Novissima, Curella firma insieme a Giselda Cambelli le seguenti parole. Ascoltiamo queste parole, che sono un vero e proprio manifesto poetico. Siamo uomini spassionati, giovani liberi, lontani dall'aria severa dei programmi, e miriamo alla libertà, schivi di camarille politiche, di sette, di scuole, ecco, le nostre linee. Discutere senza preconcetti, discernere senza pregiudizi, dediti a colpire i beceri, i vigliacchi, i menestrelli dell'agone imperante. Siamo nel 1916. Questo intellettuale aveva la forza di dire basta con tutto quello che si scrive magari per amore di tendenza, ecco, di scuola. Oggi si fa molto silenzio sull'essenziale, si preferisce parlare di tante cose magari per motivi politici, per motivi di carriera, e si dimenticano invece quelli che sono gli elementi essenziali del nostro esistere. Vi dicevo, questo è un vero manifesto poetico, un inno alla libertà. L'elemento fondante della società agognata, sognata da Curella, è la poesia. Perché? Perché la poesia contiene l'arte della parola che libera la voce dell'anima e detta agli uomini il senso dell'eternità. La parola esprime l'intimo, non ha barriere e si innalza, attenzione a questo termine, verso la scalata. Lo usa spesso questo termine Curella, la scalata. È una intuizione originale. La poesia parte dal basso, quindi parte anche dalle frustrazioni, dalle sofferenze, dai dolori, però cerca di raggiungere le altezze impensabili per l'uomo, per abbattere la mediocrità, per abbattere le prigioni e le catene. La parola poetica, dice Curella, non deve vivere all'interno delle città tentacolari, ma nella solitudine della natura.
e cercare l'armonia e l'equilibrio. Altrimenti, esclama Curella, se non intendiamo in tal modo la poesia, e allora le parole sarebbero come petali dispersi, uso le sue parole, una citazione, che danno soltanto il rimpianto o la nostalgia del fiore. Quindi il fiore rappresenta la società, la comunità costituita da vari petali, ma se i petali si disperdono in vari contributi perdono la loro essenza. Ma per esprimere questo ci vuole un certo tipo di linguaggio, e il linguaggio di Curella nasce, ecco, non da prestiti letterari, sottolineo ancora questo concetto, ma nasce esclusivamente dalla presenza di Dio in lui, da questa scalata verso l'Eterno. Nelle 6 lettere sulla parola, pubblicate nel 1932 presso la Tradizione, Curella chiama i poeti nuovi sacerdoti, pronti ad acquisire l'arte della parola, però attenzione, non quella dei letterati, selezionando e scartando quelle parole che non volano ma ricadono sulla terra, e a custodire sacralmente quelle degne di scalare e di svelare l'infinito. Sono parole molto importanti, perché siamo stati nei licei, siamo stati nelle università e sappiamo che tante volte gli alunni sono ingabbiati all'interno delle nostre critiche, dei nostri discorsi. La critica ha una funzione importantissima, la critica ha una nobile funzione, ma non deve essere una sovrastruttura, non deve schiacciare la sensibilità e l'essenza di un autore. La parola, secondo Curella, e questa è un'altra originalità della sua poetica, si transustanzia nel mondo creato. La transustanziazione che cos'è? È la conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù. Ebbene, la transustanziazione avviene anche nella parola, anche nella poesia, che parte dagli elementi terreni, dicevo gli elementi anche del dolore, della sofferenza, e si converte invece nelle altezze, nella ricerca dell'infinito. E così la pittura, la scultura, la musica, la poesia cercano di raggiungere la cima. L'ordine è creato da Dio e quindi l'arte, come aveva insegnato Dante nella Divina Commedia, da Dio viene e a Dio torna. Questo è un concetto molto importante che Curella esprime nelle sue poesie. Ricordiamo tutti il paradiso dantesco e sappiamo che il paradiso è costituito da vari cieli concentrici che contengono le anime, quelle più vicine all'empireo, vicine a Dio, e quelle invece più basse. Si trovano sempre nel paradiso, ma anche nel paradiso c'è una gerarchia, perché il primo cielo, il cielo della luna, ha una luminosità meno intensa, meno forte rispetto ai cieli che sono vicini all'empireo. E allora, siccome Dante è tormentato dai suoi dubbi, perché la poesia di Dante è la poesia dell'ineffabile, di Dio di cui non si può parlare, Dante viene accompagnato dalle anime che scendono dall'empireo e gli vanno incontro per poi ritornare alla loro sede originaria. Quando una persona scompare noi diciamo che è andata verso Dio, forse dovremmo dire che è tornata a Dio.
perché quella è la sede originaria. Angelo Curella in diverse sue poesie parla di questa scalata, di questa ascesa verso Dio. Se ho 5 minuti ancora e mi avvio alla conclusione. Prego? 5. Anche 10. Dico io. Dice il nostro autore, da cui ho imparato tanto: occorre stare lontani, dalle definizioni professorali, dalla sensualità accademica, dal compiacente classicismo. Sapete cosa dice? Che la fatica accademica la definisce Curella quella di un poeta randagio. Ma come il professore accademico, un professore universitario, che è un italianista, uno che ha dedicato tutta la sua vita alla letteratura italiana, come un dantista l'ha dedicata a Dante, eccetera, ma è randagio, vaga se non ha al centro la certezza della poesia come essenza di Dio. La poesia vera appartiene all'uomo purificato e quindi la poesia è religiosa perché è lontana, cito le testuali parole, dal nuvolame della morale, dai precetti apologetici, dai trattatisti in filosofia e teologia. Ecco. Ma allora qual è il compito dei grandi scrittori cristiani, ci chiediamo? È quello di cominciare dalla descrizione del basso, del male del mondo. Il compito di un autore cristiano non è orizzontale, è verticale. Parte dall'orizzontale per raggiungere Dio. Il centro di queste osservazioni di Curella è la ricerca dell'anima. L'anima è il centro vitale della vita cristiana. Abita in ogni cuore umano, nascosta finché non viene portata alla luce. Salto un po' molti riferimenti alle collane di poesia di Curella perché i colleghi ne parleranno e cerco di concludere con alcune osservazioni. Una raccolta che mi è sembrata molto significativa e che compendia i contenuti e lo stile della poetica di Curella è l'antologia di liriche ricchezza 1931, dove lui dice che è possibile tentare il mistero dell'eternità che non è precluso a nessuno. Tutto è possibile. Vorrei citare a questo proposito un altro critico gesuita molto importante che penso tutti conosciamo, Antonio Spadaro, il quale scrive un libro molto bello, interessante, e lo ha voluto intitolare Abitare nella possibilità. E questa è l'essenza proprio della poesia di Curella. L'uomo ha questa capacità di abitare nel possibile e quindi non escludere il possibile, anche perché i poeti, sostiene uno studioso benedettino scomparso qualche anno fa, Jean-Pierre Jossois, i poeti vivono nell'liminare, usa questo termine, illiminare. Che cosa significa? Stanno con i piedi per terra al di qua, nella realtà, ma hanno lo sguardo oltre, verso l'aldilà. Quindi la zona di confine è proprio la zona che interessa l'uomo, dalla quale l'uomo deve cercare di avviare il suo cammino. Chiudo. La poesia religiosa di Angelo Curella mostra a noi lettori un percorso di fede. Il filo rosso è determinato dalla funzione eternatrice della poesia.
non mi sento di definirlo un poeta apologetico, ma devoto alla ragione. La contemplazione va accanto alla ragione, la scienza non si oppone alla fede. Sono tutti argomenti che scrive nei primi del Novecento e sono argomenti del dibattito contemporaneo. Per cui Curella detesta chi fa poesia senza passione, senza fede, senza ragione. Il suo stile non appartiene a nessuna scuola. San Bonaventura aveva parlato di itinerarium momentis in Deum. Il nostro è un percorso della mente, della ragione verso Dio. Nel caso di Curella potremmo dire itinerarium momentis et cordis in Deum, cioè il percorso della mente e del cuore, perché il nostro cuore conserva proprio la verità. La verità è da scoprire, ma è da scoprire dentro di noi. Un poeta del nostro Novecento, Giuseppe Ungaretti, dicono gli studiosi, utilizzava la tecnica del palombaro. Il palombaro che cosa fa? Si immerge, scende giù e cerca di vedere che cosa c'è in fondo, di scoprire la verità. È quello che deve fare l'uomo, cercare di scoprire quello che c'è già in se stesso. Il problema del palombaro è poi quello di risalire, perché una volta che risale dovrebbe ricordare esattamente quello che ha visto. E Ungaretti diceva questo: il porto sepolto è una sua raccolta che poi ha inserito nella famosa Allegria dei naufragi. In tutti noi c'è un porto sepolto che esiste già e che è il nostro compito cercare di portare alla luce. Angelo Curella, a mio avviso, ha fatto questo, ha cercato di scavare all'interno della sua persona e di quei personaggi poco conosciuti della nostra Sicilia che hanno operato in tal modo. Grazie. Grazie professore Costo per la sua dotta esposizione. Adesso passo il microfono a Piero Medi, critico letterario, ha scritto su diverse riviste, recentemente collabora col giornale Avvenire e il giornale Avvenire ha pubblicato servizi di ampio respiro. Mi preme ricordare, evidenziare che qui in sala abbiamo dei giovani dell'Istituto Liceo Scientifico, Liceo Classico, entrambe, classico e scientifico. Il nostro auspicio è che un domani voi possiate essere qui a fare i critici della letteratura. Tuttavia, la nostra idea è questa, che quando consegneremo le opere ai critici per studiarli, anche opere saranno consegnate a giovani liceali in modo che possano venire qui a relazionare come critici in cammino. Grazie per la vostra presenza, grazie ai vostri docenti che hanno accolto ben volentieri questa iniziativa e ai vostri dirigenti scolastici. Cedo il microfono, l'applauso ci sta. Poi chissà se verso la fine non debba chiedervi qualcosa di questo incontro. Buonasera, io vi chiedo il permesso e mi scuso con voi di fare la mia relazione seduto perché ho fatto la mia cartella è stata scritta in carattere proprio minuto e non riesco nemmeno a leggere, d'altra parte io la cartellata
riuscirei a seguire la mia relazione. Dopo aver passato per il visionato... si scrivono queste cose o per dare problemi. Problemi. Mi scuso con voi. Allora, grazie. Non posso vedere certe cose. Allora, io penso che tutti abbiamo seguito questo volume di Calogero Carità, perché molti di noi sono sicuro che non conoscevano assolutamente Angelo Cristina Curella. E quindi ci siamo serviti di questa traccia, però io confesso che ho fatto fatica a seguire questo lavoro di Calogero Carità su Angelo Cristina Curella, un poeta di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza e forse nemmeno i miei colleghi. Un lavoro, quello del Carità, che ha chiaramente un taglio storico-biografico più che critico, che non agevola certamente una precisa focalizzazione del poeta Curella. Ed è comprensibile, dato che Carità, che io ho conosciuto benissimo e ho anche collaborato al suo giornale alla Vadetta, all'Ecata, ed è comprensibile dato che Carità è un noto cultore di storia locale, ma non un critico letterario. Tuttavia non so quanto si possano attribuire al Carità, in questo mi riallaccio a quanto ha detto in premessa all'inizio il professore Di Natale. Quindi non si possono attribuire al Carità certe manchevolezze, e quando invece queste siano dovute alla povertà di documenti e di materiali sui quali è stato costretto a lavorare. Quindi è valido, e io veramente condivido l'appello del professore Di Natale di uscire quanto più possibile il materiale che si ha, per consentire agli studiosi certamente di capire meglio Angelo Cristina Curella. Per esempio, ho trovato molto vaga la narrazione dell'esordio di Curella, all'insegna di una presunta quanto generica avanguardia. Io ricordo che tutte erano avanguardie, però c'erano tante avanguardie ed era un via vai tra un'avanguardia e l'altra, chi entrava e chi usciva. Chi prima collaborava con la CEBA, per esempio, e poi diventava futurista. È tutto un periodo, diciamo così, variegato. E ho trovato questo lavoro del Carità scarso di riscontri bibliografici e non inquadrato né motivata nei diversi movimenti letterari del tempo, che furono molteplici. Poi mi sembra strano che un organizzatore così dinamico ed entusiasta come Curella, che certamente ha avuto contatti con poeti e scrittori del tempo, che ha chiamato a collaborare alle sue riviste, riesca a racimolare in questa raccolta, preciso soltanto in questa raccolta, soltanto 4 recensioni, una di Gino Novelli, che a me pare soprattutto indirizzata non proprio ad Angelo Cristina Curella, ma soprattutto a Giuseppe Angelo Peritore. Poi un'altra di Gaetano Di Bernardo e un'altra di Pietro Mignosi, che per la verità non è una recensione, ma un postscriptum, una postifazione al volumetto 6 lettere sulla parola per Cristina. Tutte queste recensioni degli anni 30 e soltanto una del 1917 apparsa su una rivista provinciale come La Vampa Letteraria di Siracusa. Né possono avere un peso di rilievo, ma vanno piuttosto presi con le pinze alcuni giudizi espressi in corrispondenze epistolari private, spesso improntate a formale cortesie. Ne abbiamo tante, perché lui mandava, diciamo, per esempio c'è
quella canzone sul quarto, no? E riceveva, diciamo, dei giudizi da parte di scrittori o di critici ai quali li mandava, e quindi questi giudizi vanno presi con le pinze, perché di solito sono delle cose formali, delle risposte formali. Inoltre c'è uno stacco temporale enorme, un buco tra l'attività poetica giovanile e quella della maturità. Un brusco abbandono dei liberi sogni, un arco di tempo nel quale la poesia viene riposta e chiusa nel cassetto, nonostante fosse già pronta per la stampa e con dedica designata a grossi nomi dell'Olimpo poetico come Arturo Nofri, Villaroel, Viviani, poeti chiamati fratelli carissimi nell'azzurra religione della libera madre poesia. Carità infine ci dice che Curella frequentò a Firenze il cenacolo di Papini. Sia chiaro, io non ne dubito, ma dove sono i riscontri? Nonostante questi rilievi, Carità ha il merito di essere stato un apripista e di averci radunato qui. Certamente oggi questo convegno segna un primo passo e sono sicuro che qualche spunto, qualche suggerimento, qualche fascio di luce potrà illuminare meglio qualche viuzza che ci conduca a una maggiore conoscenza e alla riscoperta di questo poeta. Intanto diciamo che alla sua avventura poetica e giornalistica mi pare abbia fortemente contribuito la presenza di un altro grande licatese che risponde al nome di Giuseppe Angelo Peritore, di 2 anni più grande di Curella. Peritore era già un poeta navigato e dietro lo pseudonimo femminile di Giselda Cambelli a Licata aveva pubblicato con la casa editrice Gazzetta Siciliana, sita in corso Vittorio Emanuele, alcuni volumetti diversi. Ne cito alcuni: A Cesare Battisti, Voci del cuore, Una canzone di Brescia. Era sponsorizzato da Giovanni Alfredo Cesareo, suo maestro all'Università di Palermo, che lo segnalava spesso con insistenza a giornali e riviste, chiedendo recensioni poi per il proprio pupillo, tanto che una volta un anonimo recensore dell'Italia che scrive ebbe a sbottare infastidito: Giselda Cambelli, questa donnetta che scriveva versi a tutto spiano, affliggendo il prossimo, non la potevo soffrire. Me ne parlava con sospetta insistenza un mio illustre amico accademico paludatissimo, cioè Cesareo. Credevo e credo ancora che ne fosse innamorato, quindi era innamorato di Giuseppe Angelo Peritore. E appunto nel settembre del 1916 a dirigere la rivista La Novissima, insieme con l'amico Curella, è lui, o meglio è lei, Giselda Cambelli, che nel comitato fondatore si veste invece al maschile col nome di Giuseppe Angelo Peritore. La rivista Licatese è una delle tantissime espressioni della voglia di rinnovamento che attraversò l'Italia tra l'anteguerra e il dopoguerra. Basti pensare alla rivista catanese Pickwick, fondata da Antonio Bruno, che ebbe il plauso addirittura di Lacerba e che De Robertis riteneva la sola rivista degna di considerazione nata in Italia in questi ultimi tempi. Una forte crisi allora investiva le lettere, frutto di un disagio di carattere sentimentale, di un vasto inappagamento, fatta eccezione per la critica letteraria, sempre accesa e battagliera. Una crisi che aveva origini lontane. È noto che Benedetto Croce, nella Storia d'Italia, dal 1871 al 1915, considera gli anni dal 1890 al 1915
come un periodo in cui il vigore critico e speculativo fu grande, ma la semplice bellezza andò quasi affatto perduta. Insomma, in quel 25ennio è proprio senza voce di poesia, mentre Renato Serra nel 1914 scriveva: parliamo di versi e non di poesia, perché oggi in Italia non si trova altro. Questo senso di inappagamento, io sto spiegando perché la nascita di tutte queste riviste di avanguardia all'insegna della combattività, contro questo, contro quello, libertà, eccetera, eccetera. Questo senso di inappagamento si tradurrà in un vasto desiderio di risuscitare la poesia nelle anime e nelle gazzette, in una grande lotta tra tradizione e modernità, attaccando per prima cosa il concetto di poesia pura, laddove Carducci teneva un posto altissimo, ma il cui mito storico e robustezza classica non soddisfacevano più le giovani generazioni, né soddisfaceva il mito eroico di D'Annunzio. Pascoli, invece, sembrava più vicino a questa speciale situazione psicologica e morale della giovane generazione. I motivi della poesia pascoliana, del resto, erano gli stessi motivi elementari del nostro destino di uomini: la rassegnazione, l'attesa, l'amore per le piccole cose, per le piccole creature, per la grande natura. Per cui il pascolismo influenzerà senz'altro il crepuscolarismo, la rassegnazione del Corazzini e il consapevole dolore ammantato di ironia di Guido Gozzano. Un fenomeno, quello del crepuscolarismo, che, come dice Benjamin Cremieux, somiglia molto al fenomeno verleniano in Francia. E ritorniamo al decadentismo francese, che verrà poi in Italia come simbolismo adottato da Antonio Bruno. Allora, fenomeni tutti questi che finiranno per attirare spesso in maniera transitoria poeti di diversa cultura, provenienti da diverse esperienze talvolta opposte, tappe insomma provvisorie del loro spirito non ancora giunto a una certa sistemazione di valori lirici. Si pensi soprattutto a quanti, sedotti dal futurismo, avevano dei precedenti nella voce e nella cerva, e mi riferisco anche a Antonio Bruno, parliamo di Catania, il quale aveva collaborato a Diana, alla voce, a Papini, e poi passerà al futurismo, diventerà futurista. In questo contesto, dove il termine avanguardismo significa reagire ed opporsi a un tempo alla dittatura della tradizione e agli eccessi del futurismo, ha il suo battesimo letterario la rivista La Novissima di Angelo Curella e di Giuseppe Angelo Peritore, rivista alla quale ne seguirà un'altra intitolata Mara, diretta questa volta da Curella soltanto, che accoglierà poeti di diversa estrazione, da Buzzi, che poi diventerà futurista, a Cesareo, da Fiumi, che diventerà pure futurista, a Valeri, da Giuseppe Longo a Pietro Mastri. Giuseppe Longo che fa parte pure della tradizione in un certo qual modo. Quindi abbiamo una varietà di posizioni di tutti questi avanguardisti che entravano e uscivano da una porta all'altra. Rivista lirica eclettica la definisce giustamente Carmelo Ripellino, e questa è una citazione che ho trovato e che fa testo qua nel libro di Carità. Ed è giusta questa osservazione, così come eclettica è la poesia del primo Curella. Ecco, il professore Tosto diceva che chi lo inquadra qua, chi lo inquadra dall'altra parte, chi è ermetismo, eccetera, eccetera. E quindi è una poesia, diciamo, eclettica,
dove si incontrano influssi pascoliani e abbiamo il poeta bambino che richiama il fanciullino. L'ho trovato io in una recensione alla mappa, come si chiama, a quella rivista di Siracusa, in cui parlava, diciamo, della dolcezza bambina, del poeta bambino, che altro non è se non il fanciullino del Pascoli. Parliamoci chiaro. Mentre si incontrano ancora sentimenti crepuscolari ed echi simbolisti, questi ultimi nella poesia Vicolo, che si chiude con un quadretto provinciale che ricalca il rosario di Federico De Roberto. Nell'ultima strofa, nell'ultima parte di questa poesia Vicolo, ci sono delle donnette che praticamente recitano il rosario, però hanno tutto il tempo tra una posta e l'altra, diciamo, di spettacolare. Questo chiaramente ricalca una novella famosissima di Federico De Roberto. Mentre nelle onomatopee delle campane a morto, nella lirica La morte di Padre Luzzu, din don, dan dan, eccetera eccetera, si intravede l'ombra di Palazzeschi. Cioè, è meglio, diciamo, stigmatizzare questo primo Curella, che è una cosa molto diversa dal secondo Curella che si riaffaccerà negli anni 30. Dopo questa parentesi iniziale, negli anni 30 Curella di colpo si riaffaccia al panorama letterario. Evidentemente era stato distratto da altri impegni economici per la banca, per la politica, pure perché aveva fatto pure attività amministrativa, quindi c'è uno stacco, questo stacco brusco del quale ho parlato all'inizio, tra gli anni 20 e gli anni 30. E lui aveva pronte per le stampe alcune raccolte che poi non saranno pubblicate. E molte di queste poesie liriche verranno comprese nell'ultima raccolta che si intitola Ricchezza. Allora, dopo questa parentesi iniziale, negli anni 30 Curella di colpo si riaffaccia nel panorama letterario con una raccolta di versi dove l'umanità, la semplicità, la fine sensibilità e la sua formazione cattolica lo hanno condotto al misticismo religioso, che peraltro era stato da sempre la sostanza della sua poesia, perché era già in nuce, aveva una formazione cattolica, aveva un prete anche in famiglia, quindi era molto prevedibile. Diventando, così lo etichetta nel 1932 la rivista Vita e Pensiero, uno dei fedelissimi di Pietro Mignosi. La raccolta si intitola Ricchezza, in cui il poeta, dal tormento quotidiano della vita e da un senso cosmico della natura, passa progressivamente a tentare la scalata dei cieli per la nostra stessa inestinguibile sete di infinito e d'amore. Liriche che scavano profondamente nel dolore per innalzarci al purissimo dono della gioia. Ricchezza sarebbe dunque il dono della poesia che l'autore ha nel cuore e che ha avuto dal cielo. È una specie di grazia non proprio strettamente religiosa. No? Le liriche L'ora propizia, Occhi di bimba e La mia preghiera sono di quelle che rimangono impresse nella nostra anima. Sono veramente liriche molto belle. Pubblica pure un libretto di critica su Giorgio Umani, ma il suo lavoro più prezioso è 6 lettere sulla parola, una sorta di bugiardino, un foglietto illustrativo o, se volete, un vero e proprio manifesto della poetica del Curella. Sono lettere scritte con passione di esteta e di anima religiosa. Non è un libro di versi, non c'è alcun verso. Eppure
Quanta poesia e quanto sentimento circola tra nuvolette di parole. È tutto là, l'uomo e il poeta Angelo Cristina. E chiudo con una chicca, una notizia curiosa. Nel 1932 la Gazzetta del Popolo di Torino indisse tra i lettori un referendum chiedendo: quali libri avete letto durante l'anno decimo? L'anno decimo dalla Marcia di Roma, no? Quindi siamo nel 1932, anno decimo. Quali libri avete letto durante l'anno decimo e quali di questi hanno fatto su di voi maggiore impressione? Tra le tante risposte ve ne fu una che il quotidiano pubblicò il 28 dicembre del 1932, nella quale un lettore, tra i libri che aveva letto e gradito, citava 6 lettere sulla parola di Angelo Cristina Curella. Il lettore, a scanso di equivoci, non era delicato. Si chiamava Guido Manazzonna, di Legnago, in provincia di Verona. Era un personaggio sportivo famoso, il pioniere del nuoto trentino, il primo presidente, oltre che il fondatore della società sportiva Rarinandes Trento. E ho chiuso con questa cifra. Grazie, professor Piero Meli, che ha tanti lavori di critica letteraria che deve pubblicare, che deve raccogliere, come pure il carissimo Zino Pecoraro, che ci onoriamo di avere qui, ha tanti lavori di critica letteraria, tanti articoli, per cui prende l'impegno di raccoglierli e di pubblicarli. Bene, dopo l'intervento di Piero Meli, molto preciso, su questo autore abbiamo tante volte parlato, dialogato. Sì, ma invitiamo la famiglia a tirare fuori, altrimenti... L'abbiamo detto questo qua, l'abbiamo detto. Cedo il microfono al professor Nino Agnello, il quale, Agnello, docente per tanti anni al liceo classico di Agrigento, italiano, insegnato latino, autore di numerosi saggi, autore di numerose poesie, bellissime, è stato suo alunno, Piero Meli, alunno del professor... E poi l'ho recensito in tante riviste, Sogna al tombolo, no? Sì. L'ombra del basilico, che ricordo benissimo, molto bello. Bene, presentare il professor Agnello è difficile, lo dico, perché è un'istituzione, perché una preparazione. Io sono un uomo qualunque. È un poeta. Sì. Giannini era un uomo qualunque, Sì. è un poeta. No. Non del qualunquismo, del qualunque quotidiano. Allora, andiamo Nino alla presentazione, alla relazione su... Sì, io ristringo il campo di azione perché per la mia attitudine e per penetrare nella vita e nella sensibilità di questo Angelo, io mi occupo della sua poesia, leggo, cioè lo vedo solo poeta. Angelo Cristina Curella è vissuto 68 anni, essendo nato nel 1899 e deceduto nel 1967. Fu direttore di banca e seppe guidarla, dato che la considerava un bene comune, non personale. Guardando attentamente la sua immagine stampata nella copertina del volume collettaneo, colpiscono tanti elementi di una personalità vivace, intelligente, perspicace,
gli occhi fissi e vivaci. Avete visto? Ma guardate, guardate, sempre che ti guarda, ti vede, no, sotto bersaglio. Gli occhi fissi e vivaci ti guardano e ti attraggono, perché vogliono penetrare nella psiche dell'osservatore e nello stesso tempo comunicargli il mondo intimo di un giovane bello, vivace, penetrante, come se non interessasse la presenza fisica, ma l'interiorità di un giovane aiutante, sicuro e comunicativo però. Sì, quegli occhi acuti ti fermano, ti bloccano per un discorso tutto suo, ardito e giovanile, scusate, penetrante e comunicante. Si dice, sono bello e attraente. E tu, amico o forestiero che sia, fissati, cioè fermati, scusa, fermati e guardami, perché ho tante cose da dirti. Non fatti, imprese, avventure di cacciatore o di conquistatore, ma guardami dentro, amico, perché ci troverai da scoprire un mondo tutto mio, ma anche tutto tuo, perché quello che è mio è tuo e quello che è tuo lo faccio mio, subito, con l'inganno dei miei occhi, che sono il valico, la porta, la finestra della mia interiorità. Io non sono un uomo di affari concreti e materiali, ma sono un giovane che guarda fisso nel mondo che lo circonda e lo faccio tutto mio. Io sono un poeta e guardo, ammiro, amo, scrivo tutto quello che mi agita dentro e tutto quello che tu, amico, mi mostri, mi comunichi di te, dei fatti tuoi, dei tuoi sentimenti, e magari li faccio miei, li custodisco e poi, se vuoi, te li restituisco con tutto il calore che mi si scalda dentro attraverso questo scambio di sguardi, di compenetrazione, di una... come si legge? Cioè, comunque di entrata, di compenetrazione nell'altro uomo. Stupisci? Sì, ti credo. E anche tu, amico, mi devi credere. Io faccio mio quello che è tuo e magari tutto quello che è del prossimo mio. Amici, parenti, conoscenti, per incontri occasionali. Sì, credimi, io ti guardo dentro e ti ammiro e così leggo, scopro, vedo tutto quello che ti preme dentro, perché era un poeta che voleva guardare dentro l'uomo. Io vi leggo dentro e guardo dentro il mio io e così scrivo quello che viene, prosa o poesia, pensieri, sentimenti, emozioni, così. Quello che tu lo faccio mio e viceversa. Quello che è mio ed è l'universo che mi circonda. Io lo faccio universale e nasce così la poesia.
E però ancora mi domando, e ti domando, amico lettore, che sei, chi sono io? Chi sei tu? Chi siamo noi tutti? Siamo amici, compaesani, ci conosciamo, forse sì e forse no, e non c'è tanto da stupire. E posso oggi o domani, com'è? Scusate. E però oggi o domani, in qualche particolare occasione, ci turbiamo, ci rattristiamo e poi ancora ci rallegriamo e magari ci abbracciamo perché siamo o eravamo parenti, amici, vicini di casa, compaesani. Ecco, siamo uomini e siamo ricchi di sentimenti, amore, timore, paure, gioia, allegrezza e anche tristezza. E così siamo uomini e diventiamo poeti, scrittori, osservatori, comunicatori e magari vicini di casa e parenti senza saperlo prima. Lo scopriamo ora sì che siamo e diventiamo poeti, osservatori, comunicatori di sentimenti, di emozioni, amore, simpatia, tristezza, gelosia. Eravamo poeti e non lo sapevamo. Sì che siamo. E che vogliamo? Siamo a volte duri, a volte sentimentali. E questo basta per giustificare amore, umore, rancore, gelosia, prosa e poesia, piangere e cantare, fare prosa e fare poesia. Così siamo uomini e diventiamo poeti. E questo, credo, sono io. È il maggior dono che la vita ci dà. E tu, chi sei? Dove sei? Sì, sei Angelo Curella. Ora ti conosco, ti guardo e ti ammiro. Anzi, ho letto i tuoi versi e ti esalto e mi esalto come amico e poeta, perché ci siamo incontrati per strada e ci facciamo compagnia, leggendo i tuoi versi, ascoltando la musica che da essi esplode e risuscita sempre per ogni lettore che vi presta il suo cuore. Hai scelto per guida e maestri di poesia Carducci e Pascoli. Poi hai letto anche il più moderno, Giuseppe Ungaretti, ma non lo hai assorbito fino in fondo. Vuol dire che hai voluto e potuto poetare da solo e per buona parte ci sei riuscito, diventando più nuovo e più moderno, cominciando così a gustare anche il maestro del primo Novecento, cioè Giuseppe Ungaretti, ma non lo hai assorbito fino in fondo. Questa avrebbe dovuto essere la nuova strada, ma non l'hai percorsa fino in fondo. Cioè non ha conosciuto, non ha penetrato Ungaretti. Che cosa poteva scuoterlo di questo grandissimo maestro del Novecento? Con Ungaretti si apre il Novecento della poesia italiana. Ascoltate, San Martino del Casso.
Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Fratello, tremante parola nella notte come una fogliolina appena nata. Fratelli, saluto accorato nell'aria spasmante, implorazione sussurrata di soccorso all'uomo presente nella sua fragilità. Questo Curella sì, è un bravo poeta, ma si è fermato, voglio dire, all'800. Pascoli e Carducci, i suoi maestri, la sua guida, il suo campo fu quello, ma il campo, la poesia andava avanti, quella del Novecento, e si apre e comincia quella poesia col maestro, io considero sempre il maestro del Novecento, Giuseppe Ungaretti. E ve ne leggo, non so se l'ho letto, questo testo, basterebbe questo solo. Però nato in montagna sotto le fucilazioni durante la guerra, insomma, durante la guerra del 15-18. Di che reggimento siete, fratelli? Già, questo. Credo che il limite del nostro amico Curella, bravo poeta, però era là fermo, è vissuto nel Novecento, ma i suoi maestri sono dell'800, Carducci e Pascoli. Ungaretti no, lui non ha conosciuto, non ha amato la poesia di Giuseppe Ungaretti, che è il documento più forte, più genuino, più autorevole della poesia del Novecento. Quindi Cristina è dell'800 secondo me. Buonasera, grazie. Grazie. Venendo qui in macchina abbiamo discusso con il professor Nino Agnello di questa collocazione periodica e io ascoltavo il religioso silenzio perché il professor Agnello è di una preparazione straordinaria, vera maestra. Certamente poi dicevamo il periodo in cui lui si forma ancora Ungaretti doveva essere conosciuto nelle scuole, per cui come avrebbe dovuto conoscere Ungaretti se negli anni 20, negli anni 30, periodo in cui si forma il nostro Curella non era conosciuto, soprattutto nel periodo fascista, che non poteva digerire questa impostazione poetica di Ungaretti che rivoluzionava tutta la tradizione precedente. Bene, arriviamo così proprio all'ultimo intervento di questo incontro che fa il nostro Pippo Di Falco, grande operatore culturale, raccoglie centinaia e centinaia di libri e dobbiamo dare un merito a Pippo, ha salvato la casa di Leonardo Sciascia. Questo riconoscimento lo dobbiamo dare perché rischiava la casa di Sciascia pezzo per pezzo di cadere. Pippo. Allora, io farò un intervento breve, tra l'altro non sono né critico letterario né storico della letteratura, però io trovo invece la personalità di Cristina Curella, che poi era Angela Curella, Cristina era uno pseudonimo, è molto interessante perché intanto non provinciale, era perfettamente inserito già
a 16 anni, a 17 anni aveva chiaro quello che in qualche maniera chiaro quello che si svolgeva nel panorama culturale e poetico nazionale. Non è vero che era uno fuori tempo. Il programma della rivista, la prima rivista che fanno con Angelo Comperitore a 16 anni, è distruggere per edificare, perfettamente in linea con quelli che erano i canoni dell'avanguardia, delle prime avanguardie del Novecento. Che poi ci siano riusciti a portare avanti questo programma è un altro discorso, però è importante secondo me il contesto ed è importante anche conoscere. Io capisco che è difficile avere questi materiali. Io ho avuto la possibilità di consultare la ristampa anastatica, perché esiste, della Vampa letteraria. La Vampa letteraria, scusate se è poco, ha come collaboratori, vediamo se li trovo perché è una cosa molto importante, come collaboratori ha Lionello Fiumi, Giuseppe Ripparini, Filippo De Pisis, Salvatore Quasimo, Corrado Govoni, Giuseppe Ravegnani, Giuseppe Villaroella, Armando Curcio e poi c'è anche Angelo Cristina Corella. Quindi loro comunque si confrontavano, questi tre giovanissimi, perché erano tre giovanissimi, uno di Licata e due di Siracusa. Uno muore, tutti e tre 17 anni, uno muore molto giovane già in guerra, Pozzanca. Il terzo, il Castrone, per sua fortuna è vissuto fino agli anni 70, ma lui faceva il giornalista, era impiegato alla provincia di Siracusa. Questi tre giovani, c'era pure Cristina Corella che collabora alla rivista che esce per 6 mesi, poi alla fine questo la Vampa letteraria, collabora con una poesia nel numero 3 e con 2 poesie nel numero 6 e 7, poi la rivista chiude. Dicevo, quindi loro erano perfettamente inseriti Poi un'altra cosa che va detta con molta forza, loro erano seguaci di una corrente poetica precisa, ed era quella di Lionello Fiumi. Lionello Fiumi fa un'operazione di questo genere, né con il passatisti, cioè, quindi né con l'Ottocento, quindi probabilmente sono contro la Giade, Carducci, Pascoli, anche D'Annunzio, ed anche con i futuristi, perché loro cominciano a scrivere negli anni, prima degli anni 20, dopo la fase del futurismo, nel 909. E i riferimenti di questi giovani, per esempio, io ho visto, c'è anche nelle pubblicazioni che ho io, c'è tutta la corrispondenza con cui corrispondevano questi qua. C'è Antonio Bruno, come diceva il professore Melli, giustamente, c'è Ariante, c'è Ferdinando Caioli, c'è Enrico Cardile, personaggio sottovalutato, ma molto, un po' di cui non si parla mai, ma Francesco Carrozza, Franco Ciarlantini, che era un personaggio nazionale notevole, Armando Curcio, Guido da Verona, Filippo De Pisis, come dicevo prima, Lionello Fiume, Marinetti e Gaetano Trombatore. Allora è capitale, perché è uno dei libri più importanti di poesia del Novecento, come sappiamo, il volume Polline di Fiume. Questo volume, che è quello in cui si schiera contro il passatismo ma anche contro il futurismo, contiene un manifesto di letteratura, un manifesto che è molto importante, che è messo a premessa di questa silloge di poesie. Io vi leggo un passo di questo manifesto di Fiume, e poi si ispiravano questi nostri autori. Poi c'è una seconda fase, quella della poesia religiosa, del rapporto con Mignosi, eccetera, eccetera, e c'è questo iato. Forse c'è perché si è messo a lavorare, non lo so. Lì anch'io faccio appello alla famiglia a vedere, non sappiamo se il professore Carità ha avuto a disposizione tutti i materiali o se ci sono ancora materiali
sarebbe una cosa molto interessante e molto importante. In questo manifesto che fa Fiumi, e ripeto, questi si ispiravano proprio a Fiumi, a questo manifesto, e citano a ripetizione il volume di poesie Polline, dice: liberare la poesia italiana dai legami troppo stretti con il recente passato e anche dalla modernolatria del futurismo iconoclasta. Urmenche cercava di sociare giovani dalla ciclica influenza appunto di Carducci, D'Annunzio e di Pascos. Questo era il programma il programma loro di questi giovani era questo qua, era il programma di Peritore. Anche Peritore è una figura sottovalutata, lì forse si potrebbe scavare per il fatto che le carte di Peritore sono alla biblioteca comunale di Agrigento nella corrispondenza. Non so se qualcuno le ha studiate o le ha consultate, lì molto merito va dato a Mara Barbagallo, che ha pubblicato un bellissimo volume diciamo di inventario, e credo anche a Franco La Rocca Pino. Quindi voglio dire, detto questo, cosa possiamo dire? Cioè loro si inseriscono, secondo me, e tanto c'è questa prima fase, quella si inserisce nella fase dell'avanguardia italiana. Questo è un fatto, non erano dei provincialotti, non erano persone che scrivevano poesie così alla giornata, come ce ne sono tanti. Il loro manifesto poetico era quello del verso libero. Loro citano per esempio Lucini, cioè non citano ultimi, come dire, scrittori si ispirano a Lucini, si ispirano cioè a Lucini, che fu anche futurista, ma insomma in realtà non è stato strettamente legato al futurismo. Loro erano contro l'eccesso, l'assurdo, il pazzesco, contro lo sprezzo del passato, qua c'è la polemica con i futuristi, contro la poetica ingabbiata in strofe simmetriche. Poi c'è il discorso dell'ispirazione a San Francesco, ma questo sappiamo che è una corrente, diciamo, che viene un po' dopo, diciamo, che caratterizza tutta una serie di poeti. C'è un discorso che va approfondito, ma molto interessante, il rapporto all'arte, per esempio, perché io ho visto le illustrazioni di alcune di queste riviste, per esempio La Lampada letteraria, contiene anche opere d'arte, e le opere che sono presenti di autori magari non conosciutissime, di pittura e di scultura, sono molto novecentiste, non sono per niente passatiste, sono molto novecentiste. Purtroppo bisogna consultare i materiali, non sempre è facile questi materiali reperirli e consultarli. E poi l'ultima cosa che voglio dire è che loro si inseriscono appieno, torniamo alla nostra provincia, torniamo a Licata, si inseriscono appieno in questo forte rivolgimento novecentesco che c'è stato, questa economia molto ricca, molto produttiva, che ha prodotto anche molta arte. Io credo che sia stato proprio l'avvocato Guadagnino a intitolare una mostra di fotografie di Canicattini 50 anni fa, La ricchezza intelligente. C'è una ricchezza, credo che sia proprio tu il titolo, la ricchezza intelligente. E quindi Curella e anche Peritore, che secondo me va rivalutato, vanno visti all'interno di questo contesto, di questo Novecento, questi anni 20 siciliani, che sono d'accordo, vanno ancora meglio scavati, vanno approfonditi. Io mi sono soffermato su questa prima fase, sono molto di meno e sono molto meno competente sulla fase, poi la seconda fase di Curella. Comunque, detto questo, lo volete dire perché mi sembra appunto un personaggio comunque molto interessantissimo. Siamo arrivati proprio alla conclusione di questo incontro. Riassumere un po' tutto quanto è stato detto non è facile, certamente noi pubblicheremo tutto quanto è stato detto. C'è l'avvocato Taibbi, prego gentilmente, ha fatto il possibile e l'impossibile di essere presente perché
accogliamo con vero piacere la notizia che ieri suo figlio si è laureato, è venuto da Bologna, ce l'ha messa tutta, anche se con un ritardo, però lo devo di nuovo ringraziare, ho fatto all'inizio, perché mi è stato di grande sostegno morale per la realizzazione di questa iniziativa. Prego. Grazie, io ringrazio il professore Di Natale, tutti i relatori, in particolare il mio professore Agnello, il mio professore, cioè io al liceo ovviamente ho goduto della sua presenza, quindi a maggior ragione io sono stato allievo del professore Agnello quando ero al liceo, ringrazio ovviamente tutti. Io mi scuso magari se non sarò lucidissimo, ma fino a un paio d'ore fa ero appunto a Bologna per mio figlio, però ci tenevo qui a essere presente un po', nonno Angelo appunto era mio nonno e voglio cogliere l'occasione per ringraziare la zia Anna e lo zio Enrico, i figli che oggi sono presenti appunto qui perché questo passaggio è importante. E allora volevo dare senso a questo saluto ricollegando il tema della poesia con il tema dell'amore. In questi giorni leggevo Recalcati, faceva riferimento a un noto poeta che diceva solo l'amore può essere spiegato, oppure solo la poesia può spiegare l'amore e il suo segreto. E in queste due parole volevo fare riferimento all'amore che c'è stato tra il nonno Angelo e nonna Ines, un'altra figura molto importante. E insieme sono riusciti davvero a creare tantissime cose, quindi quando penso a loro penso anche alle conseguenze dell'amore, potrebbe dire il noto regista napoletano, oppure a quello che dicono le Sacre Scritture, lo vedremo dai frutti, no? Ecco, il frutto di questo amore tra nonno Angelo e oltre alla poesia è stato un frutto importante, perché il nonno si era già sposato, aveva avuto una figlia, però a 40 anni si è ritrovato vedovo, ha incontrato la nonna Ines che aveva 16 anni meno di lui, però aveva studiato a Firenze, dove aveva studiato anche il nonno, e questo incontro è stato foriero di 7 figli sicuramente. L'ultima era appunto la zia Anna, che non concepì a 57 anni, ma questo amore portò anche, cioè questo stimolo, questa spinta, questo stare insieme portò il nonno poi a dedicarsi all'economia, il nonno poi a creare la Banca Popolare Sant'Angelo, quindi mettere da parte, ma non ha mai messo da parte, i suoi temi letterari e la poesia per far andare avanti la moglie che a 47 anni, nel 1947 entra nel primo Parlamento regionale, la nonna è stata prima sindaco di Sicilia donna, la nonna è stata prima donna presidente di una banca, e quindi si aiutavano, si spalleggiavano a vicenda, e questo tema è importante perché poi mettevano al centro, rispetto anche alla loro salute, mettevano al centro il bene comune. Oggi si parla molto di bene individuale, invece io ho visto una vita con loro dove prima il bene comune, davanti al bene comune non c'era nient'altro. Una donna come la nonna che si è occupata anche di portare l'elettricità a quei tempi, Licata e dintorni, oppure anche l'acqua, ecco, quindi temi dove lei veniva definita la comunista del partito democristiano. Ecco, io ho conosciuto il nonno soltanto attraverso mamma, io avevo 3 anni quando è morto il nonno, però gli occhi innamorati di mamma, l'amore che aveva mamma Gabriella per il nonno, mi hanno fatto conoscere questa figura, e poi meglio anche quella della nonna, e come dicevo, questo amore possa portare dei risultati così importanti. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti voi per aver fatto riscoprire la figura di nonno Angelo, perché penso che questo, vedo anche un collegamento, possa essere utile anche per le nuove generazioni, conoscere queste figure che si battono per la letteratura, per la poesia, ma si battono molto anche per il territorio, e certe volte incontri importanti come quello di cui vi ho parlato possono anche cambiare la vita non soltanto delle 2 persone di quella famiglia, ma dell'intero territorio. Quindi grazie di averci fatto riscoprire questa figura. Grazie, dunque siamo arrivati davvero alla conclusione di questo incontro. Il nostro auspicio, cari giovani,
che non siate venute qui a perdere del tempo, che abbiamo fatto perdere del tempo prezioso. Il nostro auspicio è che da questo incontro ci sia stato un messaggio a voi, che voi possiate trarre qualche vantaggio o quantomeno aver capito che c'è stato un giovane, Angelo Curella, che oggi può essere un modello per i giovani di oggi. E se Angelo Curella, 17 anni, lo dicevo a Daniele, ha fatto una rivista di letteratura, perché voi no? Che dite? Penso che sia possibile. Ci vuole coraggio, ci vuole studio solo, però si può fare. Noi cercheremo durante l'anno che verrà, 2023, anche 2024, come dicevamo, di far conoscere questa figura nelle parrocchie, nelle scuole, nei centri culturali, perché non può finire tutto in questo incontro, ma è l'inizio di uno studio, di una conoscenza che impiegheremo tutto un anno. A novembre un altro gruppo di critici inizierà a studiare altri autori, studieranno questi autori nell'arco di un anno e il prossimo ottobre questi autori saranno studiati, presentati e poi faremo conoscere al nostro territorio. Questo è l'impegno della rivista. Grazie a tutti e buona serata.